Eccoci in diretta, siamo arrivati, 45esima puntata del nostro format di Alia Musica e oggi abbiamo con noi due ospiti molto particolari che sono il pianista e compositore Giuseppe Senfet, spero di essermi ricordato la pronuncia, quasi sicuramente l'ho sbagliata, nel caso chiedo scusa, e Filippo Arriva, giornalista e autore di numerosi programmi televisivi. Benvenuti, grazie che siete nel mio salottino, grazie di aver partecipato. Grazie Abbiamo a te. ascoltato in apertura un brano pianistico di un compositore adesso un po' più noto, ma fino a poco tempo fa decisamente poco noto e più, che Francesco Paolo Frontini, dal titolo La Capriciosa, e l'esecutore era appunto il nostro ospite Giuseppe. E è una puntata particolare,
molto particolare, quella di oggi, perché si ricollega come una sorta di fil rouge a una tematica molto presente all'interno di quella che è la mia, quella che è l'etichetta della Da Vinci Classics, che è appunto la musica e la Sicilia, e la musica in Sicilia di autori siciliani di ieri e di oggi. E Francesco Paolo Frontini è stato uno dei primi autori, non il primo, ma è sicuramente uno dei primi autori alla fine dell'Ottocento, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che mi ha permesso anche di riscoprire una tematica che via via nel tempo mi è diventata sempre più cara. E oggi abbiamo appunto forse il principale fautore della scoperta, della rinascita, vorrei dire, frontiniana, che è appunto Giuseppe Senfet, e un autore acquisito alla causa come Filippo Arriva, che si è trovato coinvolto dai piani loschi e assolutamente poco chiari miei di Giuseppe, e alla fine l'abbiamo tirato dentro nelle maglie. Mo ci sei dentro e non puoi più uscirne. Mi dispiace per te, Filippo. Dolcemente conquistato. Dolcemente conquistato, doppiamente conquistato, perché poi i progetti sono due e oggi parleremo di entrambi, ma vorrei appunto parlare di musica e Sicilia, musica in Sicilia e appunto di autori siciliani, sia compositori, eventualmente anche, in questo caso, interpreti. E vorrei chiedere a entrambi, partendo da Giuseppe, se potete dare una piccolo introduzione della vostra attività, soprattutto, e del vostro interesse su questo autore Frontini, ma in generale la musica siciliana, e appunto vorrei partire con questa piccola introduzione proprio da Giuseppe. Sì, io mi sono diplomato a Sperando che si senta, Catania, sì. Poi dopo il diploma Siciliano doc, quindi. siciliano doc, nato a Siracusa, poi è scoppiata la mia passione per la musica da camera grazie ai 2 anni di studio presso il Conservatorio di Campobasso, sotto la guida di Marco Grisanti. Poi la vita mi ha portato fuori, avevo voglia di fare nuove esperienze, ho vissuto 10 anni in Svizzera. Lontanissimo, quindi. Lontanissimo dalla Sicilia, sì, però in un cantone dove si parla l'italiano, il Canton Ticino. Ho studiato presso il Conservatorio di Lugano pedagogia musicale, poi la vita mi ha riportato in Italia, attualmente insegno pianoforte presso la scuola di Guidizzolo nel Mantovano. Ho capito. Frontini nasce un po' per caso, io ho avuto così casualmente la fortuna di conoscere il pronipote appunto del Frontini, il quale mi invita a prendere un caffè a casa sua, inizia a parlare di questo suo nonno, mi fa leggere alcuni articoli di giornale, mi fa vedere la sua bella biblioteca e inizio così a fiutare che c'è qualcosa che non va, come mai questo autore è completamente sconosciuto ai più. Da lì inizia anche un'amicizia, dico a lui prestami qualche partitura, gli do un occhio, voglio vedere un po' come mai era così blasonato un tempo e adesso è dimenticato. E così suonando qui e là alcune delle sue romanze mi viene in mente l'idea di fare qualcosa per questo compositore, perché la musica merita per la sua schiettezza comunicativa. E da lì nasce il mio desiderio di fare un disco con il primo progetto. Col primo progetto. E vorrei chiedere però a Filippo, girando la stessa domanda, quindi se vuole parlarci un po' di sé, ma anche in questo caso perché tu non, diciamo che l'hai scoperto Frontini anche grazie al disco che poi ti mandai, il primo disco di Giuseppe, poi anche il secondo, però insomma il terreno su cui io stavo mandando era già molto ben coltivato, era già molto ben dissodato peraltro, quindi non è, c'era da parte tua già un interesse soprattutto per la musica prodotta al sud e in Sicilia in particolare, quindi volevo anche avere un tuo, diciamo, un tuo commento su quello che è anche il lavoro che tu hai fatto sulla riscoperta o sul tuo interesse sulla riscoperta degli autori
italiani di quest'isola in particolare, appunto, che hanno attraversato gli ultimi 2 secoli della nostra storia. Sì, allora, io sono un giornalista, ho lavorato catanese, sono nato a Catania, catanese puro sangue, e poi... Mi sento escluso. Isolani. E poi per irrequietezza, per voglia di conoscere, sono andato a fare il capo ufficio stampa prima al San Carlo per tantissimi anni e poi all'Opera di Roma. Poi ho cominciato a lavorare anche in Rai, vabbè, insomma, varie cose. In realtà Frontini, io ne conoscevo il nome, perché Malia è un titolo, il titolo di prosa, che va molto in scena a Catania, in Sicilia. Lo stabile di Catania, il famoso stabile di Catania, ha inaugurato la propria vita con una messa in scena di Malia. Quindi, parlando di Malia, veniva fuori il nome di Frontini, però devo ammettere, devo confessare che non avevo mai ascoltato nulla di Frontini. Infatti il CD tuo e di Giuseppe è stata una vera scoperta, è stato veramente una folgorazione, ve lo confesso sinceramente, e ne ho scritto con tutto il cuore, con l'entusiasmo che mi ha provocato quel disco, che ne è merito della casa discografica di Giuseppe aver tirato fuori questo gioiellino. Ammetto più di Giuseppe. Insomma, però c'è stato chi l'ha portato. Ecco. Sì. Poi, per quanto riguarda la musica, una delle mie passioni sono le sacre rappresentazioni. E ho studiato le sacre rappresentazioni siciliane. Purtroppo di molte sacre rappresentazioni non esistono le musiche più, non è facile rintracciare le musiche, quasi impossibile. Allora, con un mio amico musicista contemporaneo che si chiama Mario Modestini, che vive a Palermo, avevamo costruito un modo di musicare queste sacre rappresentazioni. Ne abbiamo fatto una del 400 in lingua siciliana, che si chiamava La Resurrezioni, di un siracusano, Marco Di Grandi, che è solo, praticamente non si conosce nulla di quest'uomo, non si sa nulla, solo che lavorava al comune di Siracusa e ha scritto questa sacra rappresentazione in lingua siciliana del 400, non è il dialetto, allora era lingua siciliana, sì, affascinante. E la musica che abbiamo creato per questa sacra rappresentazione è una musica che rifatta agli autori del 6-700, da Storga, anche quei musicisti che abbandonarono poi la Sicilia per andare o in Spagna o a Napoli, eccetera. Quindi la musica siciliana di un certo tipo, certo, come dicevamo l'altra volta, noi in Sicilia non abbiamo fra 600 e 700 la ricchezza della musica veneziana o napoletana, però anche perché poi i musicisti se ne andavano a Napoli a studiare o in Spagna, alle corti, nelle grandi corti che potevano finanziare. Però io farei l'esempio di Alessandro Scarlatti, infatti. Perfetto. Però ecco, la musica siciliana, la musica antica siciliana è sempre stata una mia passione. Poi ovviamente gli altri, alcuni che ho conosciuto, per esempio io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Pennisi, tant'è che quando Franco Maria Ricci ha fatto l'Enciclopedia della Sicilia mi è stato chiesto proprio di scrivere la voce su Pennisi. Quindi ho avuto il contatto con la musica contemporanea, che a mio avviso in questo momento la musica contemporanea con Giuseppe e altri vive un momento di felicità, forse uno dei momenti più belli fra le regioni italiane, con molti nomi, di questo poi ne parleremo ovviamente, con molta creatività, dai grandi, diciamo da quelli più famosi come Sollima, sino ai giovanissimi come Giuseppe che si fanno strada, certo, con grande valore. Ma allora Giuseppe in realtà rappresenta una sorta di altra faccia della medaglia di quello che dicevo all'inizio, cioè che nella mia etichetta ci sono veramente tantissimi autori siciliani, tantissimi compositori, ma anche tantissimi musicisti che non necessariamente sempre si dedicano alla riscoperta della musica del luogo, ovviamente dell'isola. Però in due in particolare sono veramente speculari, perché da una parte ho Nicola Malagugini con la riscoperta delle musiche di Antonio Scontrino, che è un autore che io amo tantissimo e che conoscevo anche prima, e dall'altra appunto Giuseppe,
che si è dedicato anima e corpo e cuore tutto alla riscoperta invece di un autore infinitamente meno noto, che non c'è un conservatorio Frontini allo stato attuale, esiste un conservatorio Scontrino. E da quello che ho capito, quasi tutto il corpus di queste composizioni sono state raccolte appunto dall'erede, a cui poi ha avuto l'archivio a cui ha avuto accesso Giuseppe. E vorrei chiederti, Giuseppe, la tua impressione su quando l'hai suonato la prima volta, perché Filippo dice è stato un colpo di fulmine, cioè non l'avevo mai ascoltato, è stata una rivelazione, ma nel tuo caso invece, quando hai aperto queste musiche, tu mi parlavi addirittura di una lettera di Puccini, firmata da Puccini, se non ricordo male. No, che, la lettera è di Massenet, di Massenet, vabbè, piccolino, che dice al Frontini: guarda, io invidio la tua musica. E quindi io mi sono detto, ma proviamola, suoniamola. E anche lì c'è stata una forma di folgorazione, perché tutta la musica di Frontini si struttura sulla melodia, cioè la melodia è la cosa fondamentale della sua scrittura, e non c'è niente di scontato nella melodia di Frontini. E quando la suonavo, perché sono semplici romanze, melodie accompagnate, sentivo che c'era qualcosa di nuovo, si respirava quell'aria malinconica tipica della nostra sicilianità, si respirava il desiderio di rappresentare con la musica alcune scene tipiche dei nostri lavori, il lavoro delle campagne, oppure l'amore struggente verso qualcuno che non ti corrisponde, e tutto veniva sublimato attraverso la carica melodica. E poi ho avuto quella bellissima sensazione che questa musica sotto le mie dita camminava bene, fluisse, come quando vai a comprarti un paio di scarpe, metti i piedi dentro e già sono le tue, no? Quella sensazione, sono le mie. Sì. Ecco, e quindi da lì ho iniziato a leggerle e a studiarle. Mi sono ritrovato delle partiture cariche di colori, cariche di attenzioni, di accenti, di cambi di tempo continui, anche tra una battuta e l'altra. Allora mi sono posto delle domande da compositore: cosa voleva Frontini, no? Perché mi dice allegro ma non troppo, rallentando dopo 2 battute, poi a tempo, poi accelera, poi ritenuto molto, battuta successiva meno. Quindi cos'è il tempo per Frontini? E ho cercato di renderlo mio, ho cercato di interpretarlo, da un lato mantenendo la leggerezza che questa musica vuole, dall'altro cercando di essere molto preciso e scrupoloso nel rispettare quello che lui ha scritto. E mi sono trovato bene a suonarlo, l'ho sentito molto mio. Molto mio. Io farei anche una precisazione a quello che hai detto, perché sennò può sembrare anche particolare. In realtà utilizzo un esempio per rendere più semplice quello che sto per dire, che è il Curl Concert, il concerto di Colonia di Keith Jarrett, che è totalmente un concerto completamente improvvisato, ma qualcuno dopo il concerto l'ha trascritto completamente. Se uno vede la partitura trascritta dal concerto di Colonia di Keith Jarrett, c'è un cambio, più o meno come quello che hai detto te, un cambio pressoché continuo di ogni battuta, ogni 2 battute, con tempi contro tempi, un guazzabuglia. Infatti non credo che oltre a lui nessun altro l'abbia poi di fatto effettivamente studiato. E la ragione si può trovare su un'altra cosa del Frontini, il fatto che lui non fu solo un compositore, e magari poi ascoltiamo anche delle liriche da camera per specificare questo punto, ma è stato anche un grande salvatore di quello che è il patrimonio musicale tradizionale, popolare, era amico di P3, siciliano. ha lavorato con P3. Infatti, quindi stiamo parlando comunque, forse anche la ragione dei cambi era perché lui tentava di restituire la naturalezza con cui quel canto
diciamo, non scritto Assolutamente. e quindi assolutamente, diciamo, quasi di ambito etnomusicologico, anche se siamo in una zona in cui l'etnomusicologia ancora di fatto non esisteva, la musicologia era nata, tra virgolette, da poco, rendeva giti molto, molto giovani. Quindi lui, nelle sue partiture, le ho viste, lui tenta spesso di ricreare quella naturalezza che invece in un sistema molto inquadrato come quello che è la scrittura occidentale, per quanto tu puoi mettere tutte le informazioni che ti pare, però rimane un tactus molto tradizionale. Assolutamente. Posso dire una Sì, cosa? sì. Secondo me un elemento importante è il clima che il gruppo, che purtroppo oggi non esiste, un gruppo, l'idea di lavorare. Cioè, voi pensate che erano persone, Frontini aveva come amici Pitrè, Capuana, Verga, De Roberto, cioè un clima di intellettuali, di persone che erano interessate alla ricerca, a capire la loro terra, che oggi probabilmente questo tipo di gruppo non esiste, non so, non si riesce più a creare in qualche modo. E credetemi, io credo molto al clima del gruppo, dell'afflato che c'è quando si vuole scoprire, si vuole cercare. E la gara che si crea affettuosamente, intellettualmente, nella ricerca, nello studio, nel capire, nell'inventare, è una cosa molto importante. Oggi c'è molta solitudine, per carità, va bene, la solitudine serve anche a creare, però io credo che il lavoro di insieme, il lavoro di un gruppo che ha un'unità di intenti, uno sfogo culturale, intellettuale, è importante. Cioè, è una cosa importante, cioè anche Joyce faceva parte di un gruppo e lavorava anche con un gruppo, seppur era un solitario. Cioè, i gruppi sono molto importanti, secondo me. In questo devo dare ragione a Filippo, in quanto io collaboro con una compagnia del Mendrisiotto concreta, facciamo teatro insieme e a volte il gruppo, la forza creatrice del gruppo, stimola intellettualmente in una maniera incredibile. Anche eseguire semplici brani dal vivo, ma in un contesto in cui magari l'attore recita o qualcuno ti danza attorno, ti dà tanto perché capisci che la musica non è solo fine a se stessa, ma si apre a tutto. Ma io credo che Malia, che ho ascoltato poco, ho ascoltato quello che c'è nel CD, però Malia è nato anche dal fatto, seppur nel rapporto controverso che c'è sempre fra l'autore e fra il compositore e il librettista, però è nato con un'amicizia. Dentro c'era un'amicizia, c'era un rapporto, c'era una conoscenza, c'era la volontà di capirsi, cioè non erano uno contro l'altro. Cioè il rapporto che c'era fra Verdi e i suoi librettisti era completamente diverso, differente. Cioè è un rapporto di amicizia, è un rapporto diverso, la stessa terra, lo stesso humus, cioè, credetemi, non è una cosa secondaria a mio avviso, è importante questo per creare poi la tradizione, perché tutti quanti erano persone che ricercavano la tradizione della propria terra, le radici, e questo li univa tutti. Sono stati in tanti in realtà a ricercare le tradizioni. Allora, io prima ho citato, ho detto due facce della stessa medaglia, della medesima medaglia citando Scontrino. Scontrino non guarda rarissimamente alla sua terra, tanto che poi va in Germania, poi va a insegnare a Firenze, scrive sinfonie, scrive concerti, guarda oltre Alpe. La sua scrittura è molto anche quartettistica, anche i quartetti sono meravigliosi, ma sono di un grande autore italiano come poteva essere Casella, come poteva essere Malipiero. Malipiero e anche Casella guardavano in casa, ma erano dei pretesti molto spesso per creare la loro musica e dare la loro idea e creare un'unità nazionale. Nel caso di Frontini, la cosa che a me ha affascinato quando l'ho scoperto è stato proprio questo, il fatto che a lui interessava salvaguardare attraverso un contenitore che è quello della musica da camera, della lirica da salotto, per intenderci, quella che poteva essere di Toschi, poteva di Arditi, poteva essere di Busoni, di Sgambati, attraverso la lirica da camera salvaguardare un patrimonio che all'epoca, senza registrazioni, senza appunto un'etnomusicologia che ancora non esisteva, quindi non c'era l'idea salvaguardiamo le fonti, registriamo tutti,
Eliade era bello lontano, anche Lady erano bello lontani, anche Bartok, se vogliamo, erano belli lontani. Questa cosa è affascinante, perché lui dice: qual è il mio metodo per salvare tutto questo? Io sono un compositore, posso trascrivere questa musica, ma se la trascrivo così come la cantano, non se la guarderà nessuno. Allora come posso anche diffondere questa musica? Quindi non era scrivo alla vivaldiana, mi rifaccio a Pergolesi, mi rifaccio alle serenate veneziane perché con il mio stile, ma è io sono un compositore e c'è una fortissima, da parte di Frontini, almeno così l'ho percepito, una fortissima responsabilità della salvaguardia di un patrimonio che aveva capito benissimo che in quel milieu culturale stava andando perduto e cancellato e che non si sarebbe mai e poi mai recuperato. Infatti credo che molte delle melodie all'interno di, credo, 12 volumi di Canti di Sicilia, che veramente tanti, ne ha raccolte veramente tante, rielaborate veramente tante, ci siano effettivamente, immagino, delle canzoni, dei canti, delle melodie, degli sentimenti che se non si trovano lì, che se non ci sono lì, non ci sono in nessun altro punto, neanche a livello di ricerca etnomusicologica. E questa è una cosa per me di enorme fascino, perché è anche un vero trade union tra quella che è considerata la musica, tra virgolette, popolare bassa e la musica alta, cioè da salotto. Ed è un'opera, quella che ha fatto Frontini, immane, che non si è limitato, come ho detto, a un volume, ma ha fatto 12, adesso non mi ricordo, mi pare 12 volumi, 12 pubblicazioni diverse in cui ha raccolto tutto questo materiale. Ed è la ragione con cui io poi sono venuto a contatto con quest'autore, in quanto ricordo anni fa l'allora direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Osaka mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: senti, dobbiamo fare una cosa legata a Catania. A Catania c'è stato questo compositore, lo conosci? Risposta no. Non ne avevo la più pallida idea, vado a vedere il Grove, la prima cosa. E da lì è nato tutto. Poi dopo 2 mesi, 1 o 2 mesi, mi ha scritto Giuseppe la mail di proposta di un disco che lui aveva già in realtà inciso e pubblicato in proprio. Ho detto: ma viva Dio, ma assolutamente sì. E poi sei arrivato te, Filippo. Ho detto: ma senti, che in realtà anche qui dovevo ringraziare un altro vostro conterraneo, che è Matteo Musumeci, che ci ha messo in contatto, perché sennò non ci saremmo mai, io e Filippo non ci saremmo mai conosciuti senza il suo, diciamo, senza che lui fu galeotto in questo senso. Matteo è un'altra voce importante della musica contemporanea catanese, veramente assolutamente bravo, ha veramente un grande talento, Sto Comunque, guardando io credo che forse Facebook sta avendo dei problemi. Sì, no, ha ripreso, perché a volte quando guardo a sinistra è perché controllo se Facebook funziona, se sta trasmettendo, tutto a posto. Sì, è la voglia comune, credo, posso dire in tutta Europa, nell'Ottocento di scavare, anche a Napoli c'era chi scavava le canzoni popolari, andava per quartiere, trascriveva e vendeva i fogliettini con le canzoni. C'è questa voglia di andare dentro. Purtroppo devo dire che poi in Sicilia, per motivi che lasciamo perdere, non vogliamo approfondire, tutto questo lavoro è rimasto un po' nascosto, un po' sotto traccia, non è mai stato portato alla luce per bene. E questa di Giuseppe è una delle prime occasioni di tirare fuori, di spingere a fare una cosa di questo genere, che è importantissimo, secondo me, è importantissimo. Assolutamente. È un patrimonio, è un vero patrimonio. È un vero e proprio patrimonio. Che non siano ripubblicate, risistemate, eseguite, mi sembra veramente un peccato che nessuno potrà mai perdonare. Veramente incredibile. Beh, ci sono molte ragioni, adesso senza addentrarci nel discorso della musica contemporanea, perché sennò finiamo dopodomani. E poi che è un discorso che io anche in altre puntate ho affrontato spesso con autori, compositori e interpreti. Però c'è anche un'altra riflessione che pongo, in questo caso non da etnomusicologo ma da musicologo. Se noi andiamo in Polonia, per esempio, c'è un compositore che loro conoscono benissimo, che è Stanisław Moniuszko, grande compositore polacco, al pari, se vogliamo, di Chopin, ma credo che se io nomino Moniuszko in Spagna, e soprattutto in Italia o in Grecia, dubito fortemente che qualcuno lo conosca.
Perché Moniusco cosa ha fatto? Ha fatto quello che diciamo in maniera più grande ha fatto Frontini con le sue liriche, e che anzi, che ha fatto Frontini anche con le sue opere, in realtà nella medesimo livello. Ha preso le sue liriche, ha preso i canti popolari, ha preso musica popolare che arrivava dalla terra polacca e l'ha trasferita all'interno della sua musica. La stessa cosa fece Erkel in Ungheria. E più o meno io vedo che c'è una grande, da parte soprattutto tra 800 e 900, da parte di tantissimi compositori, la voglia di far riscoprire alla propria terra la ricchezza della terra stessa. In Italia invece c'è una strana tendenza in cui mi sbaglierò assolutamente, quindi questa potrebbe essere una mia fallacia logica. C'è una tendenza però a guardare sempre oltralpe, a guardare sempre altrove, a rifarsi a stilemi, a stili altrui, tanto che Casella, che fosse uno dei più grandi dell'epoca dal punto di vista della musica da camera, Casella cambierà stile 7, 8, 9 volte nel cambio della sua carriera, perché non riesce a trovare un proprio stile, non riesce a trovarsi un inquadramento. Malipiero farà la stessa cosa, saranno tutte stili in divenire, però rispetto a quello che c'è fuori c'è una sorta di, non dico rifiuto, ma guardano la propria tradizione ma non riescono ad apprezzarla a pieno, o meglio non riescono a utilizzarla per far diventare grande quella che è la musica italiana. Questo dopo Verdi è una costante, con l'eccezione ovviamente di Puccini. Non so se siete d'accordo con quello che ho detto, vorrei anche una vostra idea. Se ho detto una castronata, chiedo scuse e mi ritiro in buon ordine. No, ma c'è questa tendenza. Mi pongo la domanda: perché siamo così noi italiani orgogliosi della nostra cucina, che esportiamo in tutto il mondo, e non dobbiamo esserlo per la nostra musica? Dobbiamo sempre guardare non quello che di un certo tipo di musica. Di un certo tipo, sì. Perché in realtà siamo orgogliosissimi delle glorie nazionali, ma tendiamo a... Questi stanno sul piedistallo, gli altri li togliamo dalla scena, sì. se possibile li... Noi abbiamo in Italia una musica che è in tutto il mondo, e tutto il mondo canta, è la musica napoletana. Quella è una musica che tutto il mondo canta, cioè io che sono stato, voglio dire, voi lo sapete come me. Pure i gondolieri veneziani, Non lo so. Se io vado in Cina, ho seguito delle tournée in Cina, se l'orchestra fa qualsiasi cosa, i cinesi diciamo che applaudono e sono tranquilli. Se attacca O Sole Mio, i cinesi cantano O Sole Mio appresso all'orchestra. Quindi diciamocelo francamente. Sì, ma questo ha generato dei, tra virgolette, dei mostri. Piccolo aneddoto, mi trovavo alcuni anni fa a Macao, ero andato con un mio amico, totalmente squattrinati all'epoca, però ho detto andiamo a vedere i casinò. Tutti cioè, Macao ha una via praticamente da visitare con le chiese settecentesche, 6-700esche di origine portoghese, quello che è rimasto, e c'è il fortino. Ha detto andiamo a vedere i casinò. E c'è il Venice, effettivamente, dove sotto hanno ricostruito porzioni di Venezia con anche i canali, con anche i gondolieri. Il massimo della follia, diciamo, dell'anacronismo era vedere un gondoliere nero che cantava O Sole Mio in una via fintissima, super posticcia, in un seminterrato del Casino Venezia di Macao. Quello era, penso, quando l'ho visto ho detto aspetta, cosa sto vedendo? Ho avuto un momento di scollamento dalla realtà, perché credo manco un regista. Una cosa simile c'è anche in un fervidi. film con Fred Astaire, dove c'è una Venezia tutta di cartone con i canali, dove si canta una canzone che non è assolutamente veneziana. Vabbè, comunque no, io volevo semplicemente dire che c'è una musica italiana di follia. che circola. Sì, no, ma figurati, lo capisco. Cioè, c'è anche il famoso aneddoto che una volta non avevano l'inno nazionale, non mi ricordo in quale città,
e suonarono Sole Mio come inno nazionale italiano. Quindi credo in Cina, qualche paesino, qualche città della Cina. Quindi no, era semplicemente per dire che è vero, però sono d'accordo con te nel dire che spesso non guardiamo alla realtà come dire, nazionale nostra e volgiamo lo sguardo all'estero, ma questo capita sempre, è capitato sempre, capitato per la musica leggera, che comunque è stata sempre con un occhio all'estero e un occhio in Italia. I cantautori non sempre hanno avuto fortuna, insomma c'è un meccanismo che ovviamente c'è questa tendenza a sterilizzare, però voglio dire, ci sono delle realtà e credo che oggi il movimento della musica, chiamiamolo movimento, della musica contemporanea, sia Giuseppe, Matteo Musumeci o Sollima o Betta, cioè guardano molto all'Italia e al patrimonio italiano di musicale, cioè affondano le loro radici là, quindi io credo che ci sia. Poi voi dovete tenere presente una cosa, che secondo me c'è stato il periodo del fascismo. Il periodo del fascismo ha un po' imposto l'Italia. A questo punto fuggire dall'Italia è stato quasi un respiro in certe occasioni, è stato un modo di respirare altro. Ritornare con quel respiro, dopo aver respirato fuori, è stato anche una conquista, è stato anche un'acquisizione in più. Io credo che ci sia un modo per guardare, però ripeto, secondo me i contemporanei... Ma infatti tu parli del nazionalismo, dell'esacerbazione del nazionalismo in questo caso, e poi si è avuto forse tu hai parlato di Casella. Casella è stato il più fascista dei musicisti, ha denunciato i suoi colleghi che non erano assolutamente fascisti. Vero. Quindi e lui era per la musica nazionale a tutti i costi. Voglio dire, ha esagerato, nessuno toglie la grandezza di Casella, per carità, però è chiaro che dopo un'esagerazione del genere si ha la voglia di uscire un po', no? Cioè, poi se diventa una mania è un altro discorso, però io ripeto, oggi secondo me i musicisti, mi riferisco a quel poco che ho ascoltato di Giuseppe, quel molto che ho ascoltato di Matteo Musumeci, quel molto che ho ascoltato di Betta o di tanti contemporanei, vedo che le loro radici sono dentro l'Italia, sono nella musica italiana, sia nella tradizione che nella grande musica. Puccini, Casella. I confini oggi si sono molto ridimensionati, quindi è più semplice anche oggi poter fare in modo che questi autori possano poi comunicare con altri autori, altri stili, poi diciamo che viviamo allo stesso tempo forse un'epoca meravigliosa e un'epoca triste. E in entrambi i casi ci sono ragioni molto, molto cogenti che possono sostenere questa o quell'altra tesi. Però prima di... perché questo mi introduce a una domanda, in realtà una riflessione che vorrei chiedere a Giuseppe e poi anche a te Filippo, sempre più che altro sul post Frontini, però prima adesso lo stiamo ascoltando in sottofondo in realtà, volevo far sentire un brano, in questo caso un brano canoro, perché oggi c'è... abbiamo detto che il primo disco è suonato da Giuseppe come solista, che ne ha riscoperto, ma tu Giuseppe, me lo puoi confermare, quando tu hai fatto il primo disco avevi già in mente di farne un secondo? Avevo già in mente di farne un secondo, perché ritengo Tanto li faccio vedere. Ritengo che la musica per voce e pianoforte sia molto più interessante. Eccolo. Sia molto più interessante dalla vocalità, per quanto riguarda anche il contenuto melodico e armonico. Di conseguenza è uscito il secondo disco con la partecipazione di Jennifer Schittino, anche lei di Siracusa, che avremo ospite peraltro tra qualche settimana molto probabilmente, quindi annuncio spoiler. Tra l'altro il Frontini ha musicato anche testi importanti di poeti suoi e li vediamo contemporanei. qua. Esattamente. Prima Filippo citava Capuana, infatti c'è poi dentro in questo disco un'aria, la preghiera dall'opera proprio sul testo di Capuana, ma ce ne sono moltissime, c'è anche Ghislanzoni, c'è Haine, c'è Monterosso, c'era Pisardi che fu
comunque un grandissimo autore dell'epoca. La Vivanti, poetessa. La Vivanti, assolutamente sì. Quindi stiamo parlando di autori sicuramente non di secondo piano né di basso spessore, anzi. Devo E dire che anche, cosa ci consigli come ascolto? io andrei o su Baci Mortali, che è sicuramente Mhm. forse il brano che Mm, più carico, tra l'altro concordo. anche quello più conosciuto del Frontini. E poi andrei su Serenata Araba, sicuramente, Sì. dove anche le capacità timbriche della Jennifer emergono in maniera particolare, perché è un Ma canto allora io direi di fare, se siete d'accordo, io farei un ascolto. Allora, Baci Mortali dura 2 minuti e 51, quindi credo che lo possiamo trasmettere tutto senza difficoltà. Serenata Araba è un po' più lunga, quindi magari ne ascoltiamo soltanto la prima parte, però tra un pezzo e l'altro volevo poi fare, appunto, chiedervi quella riflessione. Intanto torno in studio, se no mi si vede che armeggio dentro le cartelle. E direi, se siete d'accordo, facciamo il primo ascolto con Baci Mortali Bene. e poi tra 3 minuti circa ci ritroviamo qua e proseguiamo la conversazione, perché si sta arrivando proprio al punto a cui volevo in realtà arrivare e mi interessava avere appunto un commento da entrambi su quello che non è tanto il Frontini, ma il post-Frontini di oggi, perché dell'epoca sappiamo come andata, come andò all'epoca, però mi interessa capire, mi interessa più che altro riflettere su che cosa può dare questa musica nell'oggi, quindi ripresa dalla naftalina, come si usa dire, e riportata, diciamo, riscoperta di fatto, perché è come se fosse musica nuova, quasi. Certo. E allora, ho preparato il brano, un secondo. Benissimo. Io direi stacco i microfoni e ci riaggiorniamo qua tra esattamente 2 minuti e 51. Intanto buon ascolto. Ricordo, questo non è un brano pianistico, ma è un brano vocale e la soprano è Jennifer Schittino, che peraltro ha collaborato con l'etichetta anche per altri titoli. Avremo tra qualche settimana graditissima ospite a parlare anche lei di Frontini, ma anche di altri, ecco perché oggi non è con noi. Allora, ci vediamo tra 2 minuti, 3 minuti scarsi. M'hanno detto di te, pallido amante, che per fatalità tremenda oscura sulla tragica via della sventura che conduce la sorte. Pallido amante, m'hanno detto che già l'ombra del nulla ave steso su te mani fatali. M'hanno detto che i baci eran mortali delle tue labbra smorte, delle tue labbra smorte. Dammi l'alito tu, dammi
Ecco, siamo tornati in onda. Brano direi assolutamente magnifico e anche interpretato in maniera, secondo me, magnifica, con un grande afflato e un grande trasporto da Jennifer, veramente bello. Mi ha ricordato una cosa, questo, riascoltando, era da tanto che non riascoltavo il disco di Frontini e mi è venuto in mente, noi abbiamo citato Verdi, abbiamo citato Casella, Malipiero, Puccini, e c'è uno dei grandi, almeno 2 o 3 grandissimi assenti che non vengono quasi mai citati, che è uno di questi è Catalani, dove ho risentito alcuni echi all'interno, soprattutto dell'armonia pianistica dell'opera di Catalani, che è purtroppo uno dei tanti autori, questo della grande tradizione operistica, che credo ad oggi sia quasi completamente dimenticato, dopo una sorta di ritorno in auge negli anni 60 e 70, poi vedo che le sue opere sono sempre più rade, sempre meno rappresentate. E vorrei chiedere quindi, partendo da Giuseppe, quello che dicevo prima dell'ascolto, cioè qual è secondo te il post-Frontini oggi? Quindi cos'è che questa musica secondo te può veramente dare? Non solo alla Sicilia, non solo alla Sicilia, parlo in generale alla musica, in questo caso italiana ovviamente, internazionale mi sembra fosse troppo ampio, però... Ma io mi auguro che possa dare un'accelerata, una nuova linfa, anche riguardo a ciò che siamo comunemente abituati a sentire ai concerti. Frontini, questo brano, ma le altre romanze, non ha niente da invidiare all'altro Francesco Paolo. Parli di Secondo Tosti, me immagino. parlo di Tosti, esattamente, per cui... Beh, ma anche a un Arditi, sono tanti i grandi autori di liriche anche un Cilea, che, insomma, la lirica non è che l'avesse proprio in gloria, però... Tra l'altro è anche un repertorio non così semplice come può sembrare, sia da cantare che da suonare, perché quell'afflatus, la commistione tra l'accompagnamento pianistico e il canto in Frontini è molto forte. Non c'è un classico accompagnamento a una melodia. Sì, alcune romanze sono così, ma soprattutto in questo brano la parte pianistica è proprio, crea tutta l'atmosfera di dolore di questa donna che ama il suo uomo ma che non può baciare perché è malato di tisi. Allora da lì i baci mortali, no? Preferisce baciarlo e morire. Per cui c'è tanta musica da camera in Frontini. Merita anche di essere studiato, non solo eseguito, di essere studiato anche in conservatorio. È anche sinfonico in realtà quello che tu hai appena detto, perché è un'unione, non è l'avere il semplice accompagnamento, va bene, d'accordo, ma nel caso, l'abbiamo appena sentito, lo sentiremo anche tra poco con un altro brano, con Serenata Araba, l'accompagnamento non è un mero contrappunto al canto, cioè non è che è lì che ne puoi mettere un altro, se tu togli il pianoforte, cade tutto. Sì, sì. È come togliere l'orchestra da Wagner. Esatto. Non ha senso quello che si sta ascoltando. Cioè, senso ce l'ha, però perde tutto. La cosa che ho potuto attenzionare, comparando la partitura pianistica delle romanze per solo pianoforte e le romanze per voce, che quel continuo cambiamento di tempo, quei continui cambi di colori, c'è anche in queste romanze, che hanno una struttura un po' meno popolare. E quindi, come si ricollega al discorso che hai fatto tu prima, Frontini è questo, cioè Frontini è siciliano, il pathos che mette lo si evince ovunque, è pieno di indicazioni di tempo, è pieno di indicazioni di colore questa musica, per cui bisogna che vengano fatte bene queste cose.
E non è facile attenzionare tutto e non perdere di vista però la grande forma, il quadro certo, generale. il quadro generale. Questa è una romanza bipartita, chiaro, c'è una lunghissima pausa tra la prima e la seconda parte. Lui scrive lento, in 4 note scrive lentamente, poi mette un punto coronato e poi inizia la parte maggiore. Esagerare, ecco, in Frontini a volte bisogna esagerare quello che lui scrive. Beh, sono comunque le passioni del dramma e dello spettacolo, per cui stiamo parlando comunque della fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Non stiamo parlando di Brecht, non stiamo parlando di teatro che sarebbe arrivato di lì a poco. La passione faceva comunque parte del teatro italiano e dell'opera italiana dell'epoca. Tu invece, Filippo, cosa ne pensi? Allora, Anzi, o cosa speri anche? No, io credo che un elemento fondamentale nei musicisti siciliani, Frontini, diciamo, a capo, diciamo così, per esempio, che ne fa una differenza con Tosti, perché sulla grandezza, la meravigliosa grandezza di Tosti, credo che nessuno discuta, la differenza, che è una differenza innata nel sangue siciliano, nella musica siciliana, nella cultura siciliana, e che si portano dentro tutti, compreso Giuseppe o Matteo o Betta o quello che so, tutti i compositori contemporanei, è quella forma di malinconia teatrale che solamente i siciliani posseggono, che è un teatro che viene da lontano, che viene da Eschilo, che viene da tutta la tradizione teatrale di Musco, di Grasso, il teatro è sempre stato un forte elemento siciliano. E questo è importante, cioè il più grande drammaturgo del Novecento, Pirandello, è siciliano e non è un caso, non è un caso. Una delle sue commedie, anche musicate, eccetera, è L'Io là, dove c'è la Sicilia, c'è questa grande teatralità siciliana. E quindi, voglio dire, è questo che fa la differenza. Tanto è vero che la musica di Giuseppe, in particolare quel pezzo che ho ascoltato diverse volte, mi piace molto, che è Genesi, ha dentro una teatralità, una timbri e colori che ti portano a un teatro, dove per teatro intendo che dentro la struttura musicale ci sono i dialoghi, c'è due persone che parlano, poi c'è il monologo, cioè una teatralità che non è solamente struttura, ma che si fa anche espressione. Cioè il teatro è un genere molto particolare, molto bello, che ha un rapporto con chi ascolta molto forte, molto vivo. Non è la sinfonica, per carità, va benissimo, la quinta sinfonia di Beethoven è un monumento che nessuno riesce a superare, però sì, ma siamo proprio in un altro ambito estetico. Esatto. In un altro mondo. Quindi io credo che il contemporaneo, poi mi piace molto, secondo me, scusatemi se sono un poco, come dire, torniamo all'antico, come direbbe Verdi, mi piace molto la melodia e mi piacerebbe che i musicisti contemporanei utilizzassero forse un po' di più la melodia, perché mi sembra una conquista, una cosa bella. Non si deve avere paura della melodia. Questo, secondo me, perché poi, secondo me, la melodia è una cosa molto siciliana, molto bella. È una melodia antica, è una melodia greca, è una melodia che ci sta nel sangue. Fermo restando che ovviamente la musica deve andare per la sua strada, deve fare il suo corso, e quindi è giusto che ci siano certe composizioni di altro genere. Parlavamo dello scollamento, parlavamo di questo proprio 2 settimane fa con il compositore David Fontanesi. Peraltro abbiamo ampiamente discusso, lui è un compositore totalmente su questo punto di vista, su queste posizioni, e lui recupera le forme antiche, recupera la melodia, recupera il contrappunto, recupera tutto e scrive musica oggi. La stessa cosa che peraltro fa anche Giuseppe nella sua
nelle sue composizioni, quindi, perché una cosa che non l'abbiamo detto più volte ma non l'abbiamo realmente sottolineato è che Giuseppe è anche compositore oltre che pianista. E, mi sono permesso di dirlo. No, hai fatto Grazie. benissimo, hai fatto benissimo. E prima o poi io spero di avere Giuseppe in veste di compositore mio ospite a discutere della sua musica, e magari si potrebbe organizzare lui che la esegue, se ci si organizza con un buon pianoforte, lui che la esegue, e intanto la commentiamo e la raccontiamo. Idee per format futuri di un mondo in cui avrei, forse un universo, una vita in cui avrò tempo. Adesso la vedo ancora un po' complicata. E passerei al secondo ascolto, che è Serenata Araba, appunto. Bello. Serenata Araba è una bellissima composizione. Poco prima di iniziare la trasmissione, Giuseppe diceva: lì si sente davvero la sicilianità. E vorrei che me la commentassi questa cosa, Giuseppe. Sì, il dualismo portato agli estremi, che avviene anche nella musica napoletana. Un qualcosa che inizia in tonalità minore, struggente, malinconico, e poi si apre improvvisamente alla tonalità maggiore, no? Ora ti racconto la mia parte triste, ora ti racconto le mie speranze per il futuro. Questo che genera il trambusto, la malinconia, che genera il dramma psicologico, che viene poi espresso nella teatralità di cui parlava Filippo. Nella musica di Frontini questo avviene spesso, e avviene anche in Serenata Araba. Se fai sentire la prima parte, la transizione poi alla parte maggiore, proprio si vede come la musica si apre a un colore completamente nuovo, per poi ritornare nuovamente alla prima parte. Beh, è una struttura tripartita quasi da aria barocca, ABA in questo caso. Sì, in questo Frontini è molto semplice, non inventa nulla, aggiunge sempre una coda alla fine delle sue composizioni. C'è spesso un'introduzione, a volte molto fantasiosa. Qui si respira ciò che noi abbiamo in comune con gli arabi. Serenata Araba non è una cosa, un titolo casuale. Palermo, la città di Palermo in particolare, Certo. più di Catania, è intrisa di sapori arabi, dalla cucina al mercato della vucceria, alla cadenza che hanno a volte nella musica popolare di Rosa Palestieri. C'è tanta rabbia anche nel nostro DNA, possiamo dire. E questa, no, un pochino, e questa della Serenata Araba vuole essere qualcosa che sublima la musica araba, non è uno scoppiazzamento, non è un rifacimento. No, certo, no. Anche perché Frontini non copia mai, in realtà, anche quando riprende i temi, lui li recupera, che non è copiare. Li recupera, non fa altro che quello che ha fatto Gershwin con il jazz. Sì, giusto. Se vogliamo trovare un metro di paragone proprio così, veloce e facilmente comprensibile, Gershwin ripulisce il jazz, lo porta, ripulisce, tra virgolette, e lo rende concertistico. Frontini prende la musica siciliana e la rende di salotto, la rende concertistica, la rende sinfonica. Ci hanno tentato anche qua in Giappone, esiti estremamente alterni, sempre peraltro nello stesso periodo. Qui è stato addirittura fatto forse addirittura si è raggiunto un estremo, cioè si è presa la partitura originale così com'era, il canto originale così com'era, e ci si è scritto dietro l'orchestra. La stessa cosa che ha fatto anni dopo, però, diciamo, risolvendo la Takemitsu. Però in Giappone, anche qui, quindi c'era un po' questo tentativo, quando la tradizione sinfonica dell'epoca iniziò ad attecchire in questo paese. Stiamo parlando degli anni 10 e 20, quindi siamo veramente lì. E farei sentire l'inizio di Serenata Araba, se siete d'accordo. È un brano abbastanza lungo, di 5 minuti e 17, farei sentire i primi 2 minuti e poi sfumerei, e poi c'è un'ultima cosa
che voglio chiedervi e arriviamo ai saluti finali perché siamo appunto in battuta finale. Allora, stacco di nuovo i microfoni e ci vediamo qua tra 2 minuti. La lascio scorrere. È proprio È questa proprio bella. sì, fa la differenza per esempio fra Tosti e Frontini, qua si sente proprio qui Sì. il taglio, cioè non c'è nulla c'è questa malinconia, questa veramente, a parte il clima arabo che è stato detto, ma c'è una malinconia, una perdita, un languore, un colore che è tutto siciliano, è veramente siciliano. Ingrid Carbone ci scrive magica, grazie Ingrid. Poi anche hai una inserito, dimmi. Una cosa che cito te, Giuseppe, tu hai detto, in questo hai detto prima, Frontini è molto semplice. Attenzione, Frontini è molto semplice, ma non è una semplicità dovuta ai pochi mezzi o alla scarsa conoscenza, è una semplicità ricercata e arrivare a togliere tutto ciò che non serve. Certo, assolutamente. E a restituire il messaggio con la maggior chiarezza e forza possibile. In Serenata Araba è meraviglioso il rapporto tra voce e strumento. Cioè, la semplicità non è mai povertà, la semplicità
ricchezza. Poi anche Spesso è confusa, ecco perché mi sono permesso di fare questo inciso. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Anche a livello interpretativo abbiamo cercato con la Jennifer, soprattutto in questo brano, di essere semplici ma non quadrati. Volutamente in certi punti eravamo volutamente sfasati. Io suonavo in anticipo, lei era già dopo, per poi ritrovarci insieme in un punto ben stabilito. Questo crea quell'atmosfera ancora più ricercata, non c'è la quadratura. Come diceva Filippo, teatrale. Teatrale, sì, questo veramente è un'osservazione precisissima. Io spesso lo cito, visto che fa parte comunque del mio passato, avendo studiato teatro giapponese. È interessante questa sfasatura, perché nel teatro giapponese nessuno prova mai insieme, cioè nel teatro no, in realtà nessuno prova mai insieme. Tutti studiano per i cavoli loro, gli strumentisti, i coristi, gli attori, tutti. Poi fanno una generale, mettono in sé poco prima della rappresentazione, mettono a posto alcune cose, neanche completa, molto spesso la generale, e poi si va in scena. E la cosa meravigliosa è vedere come tutto comunque funziona perfettamente. Tutto funziona, anche se è sempre leggerissimamente tutto un po' sfasato, è tutto un po' in anticipo, un po' in ritardo, ma questa unicità di esecuzione crea l'unicità del momento, e in Frontini io ritrovo l'unicità del momento che noi stiamo ascoltando, nel momento in cui lo stiamo ascoltando, ed è una esperienza bellissima. Io quando ho ascoltato questo disco per la prima volta, nella sua versione finale, quindi quella che è poi approdata al disco stampato, è stata una sensazione continua, di emozioni continue che mi continuava a dare, è veramente un disco meraviglioso. E vorrei però fare in chiusura una domanda delle mie, una domanda riflessione, cioè secondo voi perché a un certo punto, questa è una domanda un po' provocatoria, secondo voi perché a un certo punto Frontini, che abbiamo ascoltato, non è uno che poteva essere tenuto nell'oblio, però più di tantissimi altri compositori è di fatto completamente caduto nell'oblio? Ci deve essere una ragione per uno che ha fatto così tanto e ha dato così tanto e che è stato così tanto. È folle che, cioè, capisco se uno mi dice, non lo so, prendo un esempio banale, Subissati, compositore italiano della metà del Seicento, scritto poco, è rimasto poco, è stato studiato poco, d'accordo, ma Frontini c'è di tutto, ha stampato praticamente ogni nota che ha messo su carta, o quasi, credo. C'è tantissime pubblicazioni, se io ho cercato nelle biblioteche è pieno, ci sono tantissime biblioteche in Italia e all'estero di partiture frontiniane. Com'è possibile, secondo voi? Io la mia idea ce l'ho, ovviamente l'ho già anche esternata più volte, anche con altri autori, però ci tenevo ad avere anche una vostra opinione. Beh, innanzitutto c'è un fatto pratico. Frontini non ebbe figli musicisti. L'unica fu Angioletta, la quale era una discreta pianista e anche una poetessa. Tutti gli altri fecero il militare, presero strade diverse. Poi la Sicilia cambiò completamente dal punto di vista culturale. Frontini vive gli strascichi della Belle Époque. Poi arriva la guerra, è simbolo a Catania, che Catania è stata la città che aveva i tram, per la prima volta una città in cui il tram girava. Furono sostituiti con dei autobus puzzolenti a diesel. Io credo che questo avvenne un po' in tutto. In questo la guerra purtroppo ha distrutto questo mondo, e poi nessuno si è preso a livello anche artistico, politico, la voglia di dire riprendiamo le nostre origini. Tosti c'è dietro una macchina incredibile,
ci ha Ma lui, permesso... lui lavorava dall'Inghilterra, oltretutto, no? Anche lui non rimase troppo in Italia, eh. Quindi Sì, altri editori, altro mondo, altro milieu. E tu cosa ne pensi, Filippo? Cioè, ti Io trovi d'accordo credo o... che ci siano delle mode a cui si deve sottostare, purtroppo. Però, voglio dire, anche Vivaldi e Bach sono stati dimenticati e non è che stiamo parlando cioè, stiamo parlando Però, della musica. attenzione, Vivaldi per un discorso anche di barocca, per cui a un certo punto tutto l'Ottocento ha avuto una sorta, non dico di rifiuto, però ha salvato veramente poco dai secoli precedenti. Vabbè, ma Bach non è questo mai stato dimenticato dai compositori, Bach è sempre stato lì, è sempre stato, no, era no, è diventato sotto traccia fino a quando Mendelssohn non scoprì una serie di esatto. cose. E Però infatti era voglio sempre lì dire, sotto traccia, ma Frontini è stato sì, completamente, cioè, cancellato nell'oblio più totale, sì, ma come tanti altri musicisti, voglio assolutamente. dire, la, perché comunque c'è, anche se non è forte come se stato i romantici con i classici, i neoclassici e via, continuando, c'è una generazione, la generazione che viene dopo è sempre una generazione di talebani che vuole distruggere quello che sta dietro. Cioè, già i figli di Bach dicevano che il padre non capiva niente di musica. Quindi, voglio dire, la generazione, ma deve essere anche talebana. Poi c'è anche un altro discorso, che la musica siciliana non ha mai avuto la potenza, la tradizione, come la musica, ripeto, la musica napoletana, che purtroppo, Certo, nel bene e nel male, ha egemonizzato il mercato dialettale, regionale ed italiano. Cioè non esiste assorbendo peraltro. nessun'altra musica o canzone regionale in Italia, ma è mai possibile? Non è possibile, è poca, diciamo. Certo, in Lombardia o forse in Veneto non è che ci sia molta canzone regionale in dialetto, però napoletana è un oceano continuo. Però voglio dire, qualcosa c'è ovunque. In Sicilia c'è una realtà molto forte che è stata nascosta anche per tanti motivi politici, motivi sociali. Ci sono tante cose che hanno, diciamo, contribuito ad affossare, ma non è solo Frontini, ci sono No, no, tanti ma altri nomi. oggi abbiamo Frontini come esempio, io avevo No, citato no, io Frontino, ma parlavo della la Sicilia. lista di compositori siciliani è lunga. Esatto, la lista dei compositori siciliani è lunghissima e questo, voglio dire, c'è anche come dire, l'incapacità degli intellettuali siciliani a metterli fuori. C'è stato un egoismo intellettuale anche, cioè non è facile perché Giuseppe, fra tutte le cose, ha anche questo merito di avere con molto cuore, invece di far passare se stesso prima, di aver dato spazio ad altri, e in questo caso a Frontini, di aver avuto l'intelligenza di scoprire e portare via, ma non ne sono molti che fanno questo. Purtroppo c'è diciamo un egoismo intellettuale che pesa in tutto questo, ha pesato Certo. sicuramente. La Sicilia, ripeto, secondo me non è che abbia questo gran patrimonio storico musicale, non è così grande, così importante, però è bello, c'è. Magari sarà Ed è maggiore. in sé molto ricco, comunque. Ed è molto ricco, sicuramente sarà molto ricco, è molto ricco. Però ecco, noi parliamo, come si suol dire, col morto, cioè non abbiamo le caratteristiche, cioè non sappiamo di quello che stiamo veramente parlando, perché voi stessi avete detto che i 12 libri di Frontini non sono mai stati studiati, in realtà non sono mai stati No, incisi, che no. pensate quale danno e Ne ho quale ripubblicato io mancanza. uno. Esatto, pensa quale danno e quale mancanza noi abbiamo in questo momento. Siamo poveri, ma non è che siamo Questo è un poveri dubbio. perché non abbiamo il denaro, perché il denaro in banca c'è. Il problema è che noi non lo vogliamo tirare fuori, Bella non lo questa sappiamo metafora. tirare fuori. E questo è il punto. Vabbè, comunque. E hai detto una cosa che peraltro è perfetta per la chiusura. Giuseppe ha avuto l'intelligenza e soprattutto ha avuto il cuore di non mettersi lui in prima istanza. Vorrei dire una cosa: il disco di Frontini pianistico è il disco d'esordio di Giuseppe come pianista. Non so in quanti avrebbero preso da un archivio di un autore completamente sconosciuto de facto e avessero detto ok, il mio primo disco sarà su questo autore.
nella mia esperienza, la maggior parte delle persone che affrontano la loro prima esperienza discografica è Bach, Mozart, Chopin, Schubert, Schumann, autori magari un po' meno noti, ma di grande magari caratura virtuosistica, magari uno sceglie un Ljapunov, per esempio, di studi trascendentali, va bene, non è un autore molto noto, ma uno che lo suona, mio Dio. Frontini invece a livello pianistico non ha delle difficoltà tecniche paragonabili a un Liszt, non ha o a un Brahms o a uno Schumann. Ciò non di meno serve quello che hai detto tu prima, un grandissimo cuore e una grandissima umiltà per poterlo interpretare facendo emergere la musica e poi l'interprete, e non il Esatto. contrario. Ne sono convinto. Questa era una cosa che credo io dovessi a Giuseppe, tutto perché non gliel'ho mai nasce, detto. grazie, tutto nasce da quel colpo di fulmine che ho avuto. E nel mio caso tutto Quindi nasce da un direttore di istituto italiano che mi ha nominato Frontini per la prima volta, grazie Stefano, lo saluto, Stefano Fossati, che adesso è a Hong Kong. E ragazzi, in realtà tutto quello che volevo chiedervi e tutto quello su cui volevo riflettere con voi l'ho esternato. Se voi volete aggiungere qualcosa, io lascio sempre l'ultima parte gli ultimi 5 minuti per... lascio gli ultimi 5 minuti la parola ai miei ospiti, se vogliono aggiungere qualcosa che magari Mi non è stato permetto di... chiarito. No, ma Dimmi. credo che abbiamo chiarito abbastanza cose e tutto, poi ovviamente ci sarebbero tante altre cose, però Parentesi sono tante. io- chiaro, ma no, io desidero alla fine, mi fa piacere veramente ringraziare Giuseppe, il maestro Senfet, perché veramente ha fatto un'operazione molto bella e gli siamo debitori. E È unica. poi, grazie Filippo. e poi desidero sottolineare che in questo momento, ripetere, perché l'ho già detto, che la Sicilia gode di una serie di autori contemporanei molto promettenti, molto bravi e veramente dove, permettetemi di dire, molto belli, perché in Sicilia il bello è un fatto etico, morale. Noi diciamo bello anche un piatto di pasta, quanto è bello, perché per noi veramente siamo dei vecchi greci alla fine. La bellezza è un fatto etico, è un fatto morale, è un fatto estetico e tante cose. Il Teatro Massimo, per esempio, di Catania, il Teatro Massimo Bellini di Catania, apre e spinge molti autori contemporanei a scrivere, a scrivere, a scrivere. Ora sta preparando un concerto offrendo, diciamo, l'idea di musicare dei melologhi su testi di autori siciliani. Poi c'è questa cosa di Livatino che sarà beatificato a Agrigento, c'è un grande concerto, una musica di Matteo Musumeci, cioè veramente il Teatro Massimo si sta spingendo. Io sono molto, devo dire, orgoglioso e felice che ci sia in Sicilia questa spinta, a parte gli amici che conosciamo, Sollima, eccetera, insomma, che sono persone che stimiamo già da tanti anni. Il padre di Sollima, ricordiamoci che il padre di Sollima, oltre ad essere direttore del conservatorio, è un ottimo compositore. Sì, sì. A me è sfuggito un progetto purtroppo che è andato in un'altra etichetta alla fine, è stato un peccato, però musica molto bella, veramente. Sì, molto bella, molto bella. Quindi questo desideravo dire in conclusione e soprattutto grazie a questi giovani che si spingono e sperimentano, perché sperimentare è veramente la ricerca. Oggi si parla di ricerca, però maledizione, si parla di ricerca giustamente nei vaccini, si parla di ricerca dell'industria, ma nessuno che dice la musica è ricerca anche. Finanziamo la ricerca della musica e questo sarebbe una gran bella cosa. Comunque, questo volevo dire. Grazie. Ti ringrazio, grazie. E Giuseppe? Niente, io ringrazio Filippo per essere stato qui con noi, per la stima che mi ha dimostrato con queste chiacchierate e anche con le nostre altre chiacchierate private. E ringrazio te per aver... Sì, alla fine ci siamo ritrovati, insomma, sei stato sempre disponibilissimo e professionale nel tuo lavoro. Lo dico sempre, sono un corniciaio. Adesso da corniciaio, diciamo, avendo migliorato un po' la grafica, sono diventato forse sarto, ma pur sempre quello faccio. Però si dice che un buon quadro ha sempre bisogno di una bella cornice, se no non funziona. Quindi grazie anche a te
ringrazio Grazie. anche chi ci sta ascoltando. E chi ci ascolterà, anche perché e chi ci questo ascolterà, podcast esattamente. rimarrà su Facebook, rimarrà su Twitch, su YouTube, su tutti e due i miei canali Facebook, e quindi potrà essere ascoltato in differita anche tra, spero, molti anni, e che ci sarà magari una persona che oggi ci ha ascoltato, che ci ascolterà, che si convertirà anche lui alla causa, e lo recuperiamo all'interno di questo nostro ancora non grandissimo gruppo, ma penso e spero crescerà anche abbastanza in fretta. Ragazzi, vi ringrazio entrambi. Filippo, è stato veramente un piacere e un onore averti. Piacere mio. Vedo che ci stanno già salutando. Paolo Geminiani, che ci ringrazia anche lui, che è compositore. E Giuseppe, grazie anche a te per tutto, in realtà, per la tua riscoperta, per la tua passione, per la tua voglia di capire, scoprire, e anche per la tua, lo dico in maniera senza piaggeria, anche per il cuore che hai messo in entrambi questi progetti. Uno da me acquisito, il secondo da me co-curato diciamo in tutte le sue fasi, dalla Grazie creazione Giovanni. alla pubblicazione. Complimenti. Grazie a entrambi, e io direi che qua ci possiamo tranquillamente congedare. Alla fine siamo arrivati a 1:21, non riuscirò mai a fare una puntata di meno di un'ora, ma ormai va bene, dai, sopportatemi. Va bene. E a prestissimo, un caro saluto a entrambi, e noi ci rivediamo tra qualche settimana con la prossima puntata, e spero che sia proprio quella con Jennifer, perché si potrà chiudere il discorso scontrino sulla parte vocale, e si apriranno poi, sempre nella parte vocale, ulteriori altre strade e spunti di riflessione con lei. Un caro saluto a entrambi. Grazie. E spero di vedervi dal vivo presto. Un saluto a tutti. Grazie. A presto. E stacco tra 3, 2, 1 e ciao.